E con le premiazioni sempre in compagnia dell'assessore allo sport Mauro Frigetto a consegnare le medaglie. Dunque 100 farfalla femminili assolute, terza e bronzo per il team Veneto, Alessandra Agnato. Seconda argento per il team Veneto, Aglaia Pezzato. E prima medaglia d'oro vincitrice per l'Azzurra di Bologna con il nuovo primato del meeting 59-30, Ilaria Bianchi. Dunque torniamo subito alla vasca perché è tempo di prima serie con altre medaglie in palio, quelle maschili dei 200 visti. Simone Geni al passaggio dopo due vasche, Geni 31 e 61 la sua frazione verso Cervi 31 e 78 e poi Carossa in terza posizione. Attenzione a Riccardo Cervi dalla quinta corsia che potrebbe risalire con la frazione rana. Cervi, portacolori del team Veneto che ai criteri di quest'anno ha vinto 2 ori, 2 e 3 argenti e a Roma 2 ori e un bronzo, davvero tante medaglie per lui. Cervi che risale con Geni che resta davanti, Geni 35-37 rana, Cervi 34-77, lotta a stile libero per decidere colui che sarà il vincitore di questa prima serie di questi 200 visti qui al meeting di Halloween 2016 con Geni che prova a reagire all'attacco di Cervi che non molla, atleti ancora affiancati in quest'ultima fase di gara. Geni 4, Cervi 5, Simone Geni 2-0-1 e 74, questione di pochi centesimi, 6 per la precisione. Cervi è secondo in 2-0-1 e 80 e poi la terza posizione a Carossa.